alla nostra diretta, siamo anche oggi, anche questa sera in edizione straordinaria per informarvi su quello che sta succedendo in Veneto con l'emergenza coronavirus. Abbiamo visto nella prima fase della nostra informazione odierna la conferenza stampa di Luca Zaia e i temi che sono stati trattati durante il punto stampa quotidiano del governatore, del presidente della regione, sono quelli che riguardano più o meno tutto il mondo commerciale, produttivo e anche sociale del Veneto. Infatti fra poco nei nostri telegiornali andremo ad approfondire queste tematiche, parleremo di come il mondo produttivo e di come anche la politica, i sindaci del Veneto, della provincia di Vicenza, del Bassanese hanno reagito al DPCM, al decreto prima annunciato e poi emanato dal Premier Giuseppe Conte nella giornata di ieri. Andremo a vedere quali sono le ricadute più immediate sia del decreto che delle ordinanze che Luca Zaia ha varato questo pomeriggio, che dovrebbero essere ormai operative da circa un'ora. E capiremo, però lo sappiamo già perché abbiamo sentito le prime voci, erano già critiche e a volte polemiche durissime contro le scelte del governo di procrastinare ancora l'apertura di alcune attività come i bar, come i parrucchieri. Abbiamo visto oggi i parrucchieri padovani si sono incatenati davanti al loro salone per protestare contro questa scelta e tutti dicono non arriveremo vivi, nel senso naturalmente non della vita biologica ma della vita commerciale e produttiva alle date che il governo ci ha indicato per la riapertura. Questo riguarda anche i bar, quindi c'è tutto un tessuto, quello produttivo, sociale, economico del Veneto che non sembra avere intenzione di accettare i dettami che arrivano dal governo. Allo stesso tempo abbiamo anche notizie di cronaca importanti, capiremo cosa è successo a Vicenza dove le sedi del Partito Democratico e della Lega Nord sono state oggetto di un doppio attentato sia incendiario che una sassaiola che ha rotto vetri, bruciato striscioni, insomma i danni non sono ingenti ma il segnale è molto chiaro. Abbiamo sentito gli esponenti dei due partiti interessati, fra poco li avrete nei nostri telegiornali di Bassano e Vicenza, sentiremo cosa dicono. A Bassano invece abbiamo la notizia che riguarda la situazione a Villa Serena, una casa di riposo della città nella quale si sono verificati degli episodi, dei casi positivi di Covid-19 e tanto che il sindaco Elena Pavan ha deciso di convocare una commissione straordinaria per mercoledì pomeriggio proprio per fare chiarezza, una operazione trasparenza proprio come avevamo chiesto noi di Rete Veneta nei nostri servizi di ieri e di sabato su quanto sta accadendo a Villa Serena. Quindi moltissime informazioni che vanno dalla cronaca, moltissime notizie che passano dalla politica, la cronaca, la quotidianità. Abbiamo avuto anche notizia di un ecocentro preso letteralmente d'assalto, parliamo di centinaia di auto in fila per accedere a questo ecocentro. Ricordiamo che quella degli ecocentri è una delle situazioni più attese in questo periodo perché tantissime persone hanno dalle ramaglie ma anche altri tipi di rifiuti da portare in queste strutture. Insomma è anche un buon segno perché vuol dire che la vita ormai è ripresa a quei ritmi di prima, ma tutti l'abbiamo già visto andando a lavorare oggi sulle strade del Veneto, della provincia di Vicenza, ovunque il traffico è quello praticamente identico alla fase precedente al lockdown, quindi la vita riparte, ma come dicevamo poc'anzi non tutti sono pronti a ripartire perché i decreti emanati dal governo non lo prevedono. Quindi noi facciamo una breve pausa, poi torniamo con i nostri telegiornali, con la nostra informazione. State con noi.